Buonasera a tutti. Allora, oggi sono molto amareggiata, però vi dico che sto prendendo provvedimenti. Adesso ho mandato già delle cose a un giornale locale, non mi fermo al locale logicamente, e ho scritto una mail alle Iene e sto cercando l'indirizzo mail di Conte, in quanto il giorno 8, dopo 20 giorni che non si usciva, no 20 giorni scusate, dopo una serie di giorni che non si usciva, ho delegato mio marito ad andare a comprare la carne. Bene, che cosa è successo? In località che non posso definirvi, però ne verrete a conoscenza tra poco perché appariverà il verbale che oggi mi è arrivato di 400 euro se pago entro 30 giorni, altrimenti 600 euro. Avevo delegato Luca, in quanto io non guido, ad andare a comprare la carne. Che cosa è successo? L'hanno fermato, tenuto in ostaggio, perché là si tratta di ostaggio, 55 minuti, la polizia stradale, non posso, guarda, mi trattengo a fare nome e cognome del poliziotto perché la violazione della privacy non la faccio, ma presto questo poliziotto sarà portato in tribunale. Che cosa è successo? Allora, Luca gli fa, va bene, non so, è mia moglie che va a fare spesa, io non sono cliente abituale, in quanto è mia moglie che si reca a fare spesa da tutte le parti. Allora, che cosa è successo? Dopo averlo trattenuto 55 minuti, il poliziotto gli si gira e gli fa, devi tornare a casa, devi stare a casa e non devi uscire. Quindi Luca prende la macchina, se ne torna a casa, senza riportare carne logicamente, quindi noi sono dall'8 di aprile che in casa forse qualche bustina mi è rimasta, quindi i miei figli non mangeranno carne fino al fine decreto. Ok, perfetto. E cosa è successo? Che oggi mi suona la posta e mi dà il verbale di 400 euro. Chiamo in commissariato, dico quello che era successo e, e logicamente mi fa, signora, mi dispiace, ma evidentemente il poliziotto ha la ragione e quindi lei deve pagare. Ok, perfetto, io pago, ma adesso voi, intanto sul giornale in questione, oltre al verbale che ho fatto, perché io non mi fermo qua, attenzione, oltre al verbale che ho provveduto a mandare al giornale, gli ho mandato anche la cartella clinica di Giuseppe con la lista farmaci. Allora, caro mio poliziotto, e qua mi trattengo, questo è mio figlio. Da domani mio figlio ha le ultime due medicine, due, tre cose di medicine. Allora, io da domani, se le medicine non me le portate a casa e non mi verrete a dare tutto di quello che necessitano i miei figli, perché se io delego mio marito è perché io non guido e è perché il decreto mi impone che in macchina viaggiano solo due persone, una davanti e una dietro, mascherina, autocertificazione e guanti. Io, essendo che non posso lasciare lui e quell'altro piccolo da solo, o carico tutti e quattro in macchina e a questo punto vengo io, mi faccio mettere le manette perché questa volta le manette me le faccio mettere. Tant'è vero che io ci metto questa faccia, caro mio poliziotto. Mi trattengo ancora nel dire il tuo cazzo di nome e cognome, ma sappi che la telefonata nel centralino del commissariato di oggi e 20 è registrata e l'abuso di potere che hai commesso ti costerà cara la tua divisa. Punto primo. Punto secondo. Giuseppe necessita di medicine, cosa dobbiamo fare? Cosa si fa? Giuseppe, da domani quello che succederà quando finiranno queste medicine, il poliziotto in questione risponderà di tutto quello che ti succederà, mamma. Ok? Giusto? Quindi, se volete potete far pure condividere e girare questo video. Io dire amareggiata è poco. Ieri una cosa mi domanda e dico, ieri hanno provveduto a portarmi dei buoni del decreto intestati a me. Logicamente mi si dice va bene, li dai al tuo marito
e va tuo marito con un tuo documento, ok, posso anche farlo, ma se lo riferma la polizia, gli trova un suo documento, un documento in possesso che non è il suo, che si fa, che si denuncia anche per per possesso di documento non suo, che fa? Me lo portate in galera direttamente? Allora io da questa sera aspetto le medicine di Giuseppe e aspetto tutte le provviste per i miei figli, visto e considerato che non ci date la possibilità di andare a fare la spesa. Se io delego mio marito e tutte le carte dei negozi in possesso sono intestate a me e non a Luca, quindi a fare spesa ci sono andata sempre io e non Luca, quindi Luca non lo conoscono. Queste mie lacrime, caro poliziotto dei miei coglioni, le pagherai care. L'ho detto al tuo comandante oggi a Luna, in quarto. Io ti farò pagare e ti farò togliere quella divisa addosso. Io te la faccio togliere. Se entro domani non arrivano i medicinali a mio figlio e li paghi tu di tasca tua, ti faccio vedere cosa succede, perché se mio figlio non prenderà le medicine, tu te lo scorderai, te lo ricorderai a vita, caro mio. Ti ricorderai della mia faccia, Ostuni Chiara. Ti ricordi il veicolo che hai fermato? Sì. Ti ricordi la persona che era in quel momento alla guida di quel veicolo che ti diceva non posso, io va sempre mia moglie, ma visto e considerato che sono costretta ad andare io perché non posso mettere la vita di mio figlio che già è a rischio di sé per sé, avendolo disabile e trachestomizzato, tu che cosa hai risposto? Tu devi stare a casa, non ti devi muovere e devi rientrare a casa. Ok, perfetto. Io domani esigo medicine per mio figlio, pagate da te, testa di cazzo, e tutto quello che serve ai miei figli. E non mi fermo qua. Questo è solo un piccolo assaggio. Tra poco spero che domani esca il mio articolo. Le Iene, occhio, le Iene verranno qui e in più, caro mio bello, sarà mandato il tuo verbale in diretta direttamente al Senato. Quindi, mamma Chiara la faccia ce la mette sempre, tu testa di cazzo, quella divisa addosso io te la tolgo. Quello che sto patendo io oggi e le 400 euro di multa entro 30 giorni io te le pago, ma che tu possa mangiartele in medicine. Arrivederci. Se volete, anzi, vi chiederei, vi pregherei di fare girare questo video più possibile, perché deve arrivare lo schifo, l'abuso di potere, lo voglio ricordare, è penalmente e vado sul penale. Non mi fermo qua. Testa di cazzo, io so chi sei, che porti la divisa addosso a me me ne frega un cazzo. I miei diritti io li faccio valere, mo adesso fai valere i tuoi. Buona serata.